Sabuda. Oddio, bella ragazzi, qui è Sabuda che inizia con una tosse abbastanza disarmante per la mia salute. E in compagnia mia, chi c'è? C'è Creed, ragazzi. Creed, che mi accettò a suo tempo il video su Me la godo, che adesso è anche sul mio canale, eccetera eccetera. Siamo qui con Sabuda Legion contro Creed for Win su FIFA. La sua squadra che mi batte di solito 1000 a niente. Però dai, l'ho migliorata dall'ultima volta. Dai, cosa ci dici? Che ti posso dire? L'ultima partita è finita 5-2, mi sembra. Sì. Vogliamo sottolinearlo. Dai, però dall'ultima partita ho fatto la squadra, mi sembra tutta oro. Ecco, faccio già schifo. Abbastanza. Ragazzi, io a questo gioco faccio schifo. Nel senso, sarà Speriamo. tipo la 15ª partita in tutto tra FIFA 13 e FIFA 12. Ottimo passaggio. Dai. Tanto giochi bene. Ma quelle sono solo conoscenze calcistiche reali, non del gioco. Cioè, al massimo do il pallone dove so che si creano gli spazi. Oddio, perché la difesa non vabbè. esiste? Spinge in avanti. Jovetic purga quando è così. Guardalo. Sì, ma perché non esiste la difesa? Oddio. Vabbè ragazzi, sono scarso. Volevo fare il piccione quando esultavo, ma non mi ha lasciato fare il piccione perché. Vai, Insigne. Ringrazio alcuni miei iscritti che mi hanno regalato alcuni giocatori. Minchia ragazzi. Porca miseria, sto morendo con questa tosse. Comunque Oggi Marchisio. Ucinic. oddio, anche a te ha laggato. Sì. Porca miseria, latenza 2 c'era ragazzi. Non so se hai notato il cross di Rabona. No, non ho notato Ucinic. niente. Io sono scarso, non so fare nessun giochetto. Io passo la palla, se riesco ad andare avanti tanto bene, altrimenti ciao. Il difensore ferma l'azione. Ragazzi, non mi insultate nei commenti se vedete questa partita di merda da parte mia. Sono ancora alle prime armi. Vai, 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 vai. Questa è un'azione pericolosa. Vediamo. Gol! Chi è? S.I. Nan. Non so Sì, neanche chi è, Nano, raga. grande giocatore, conosciutissimo. Conosciutissimo. Ovviamente, vabbè. Come si manda avanti? Quelli si ingroppano intanto. con A. Ok, a posto. Con A o X, come vogliamo chiamarlo. Comunque, tu stai andando avanti col tuo canale anche? Più o meno, giusto ogni tanto carico qualche video sul... Vabbè, quel periodo un scolastico è un po' più... No! Cioè, Merda, è un po' più difficile per tutti. Dai, raccontaci un po', così ti distraggo. Così No. segno. Raccontaci un po' che cosa ci proporrai nel tuo canale da qui a breve. sempre continuare, cioè voglio continuare il... Dai, oddio, però, me ne mamma mia, parlano tutte. Andanovic. Il Road to Champions, in pratica, ragazzi, è tipo una specie di Road to Premier No. League. Cioè, faccio le partite e metto dei momenti salienti Lagga. nel video e li commento. Ah, figo. Niente di più. È quello che teoricamente avevo iniziato a fare io con gli europei. Dai! Gol! Comunque, avevo iniziato io a fare con gli europei di calcio quest'estate. Solo che poi non potevo mettere le clip, quindi ho dovuto fare tutto sotto forma di vlog. Mm. Comunque, Guardalo. Dove va? Dove va? dove va? Mo- Dove va? Il difensore è riuscito a recuperare. togliendo Attenzione. La mela. L'Apple. Oh. Tocca che comincia a giocare bene. Appunto. Insigne. lancio illuminato. Dai, perché non ha fatto assolutamente nulla di quello che gli ho detto? Deve essere che ho schiacciato tipo 800 tasti insieme. Tu da quanto giochi a FIFA? Da quando è uscito praticamente. Ma Cioè, no, grande. dal 13 da quando è uscito praticamente. A FIFA Dal 12 ce primo l'avevi già? giorno. E sarà corner. Colpisce. FIFA 12 ce E l'avevi Pallone già? che vola alto. Sì, ce l'ho per l'Xbox. Ah, no, io invece ho scelto di prendere questo per il PC, come anche tu, dato che stiamo giocando insieme. Prima di tutto perché costa di meno. I giochi di PC costano di meno e quindi l'ho preso per PC. E poi per la possibilità di registrare, perché su PS3 e su Xbox non ho ancora PVR e via dicendo, quindi... Sì, ma poi basta pensare che un gioco per il PC costa... Oh, ma che cosa è successo? Cosa hai fatto? Che tiro era?
E il gioco, cioè, per esempio FIFA per l'Xbox costa 70 euro, per il Sì. PC l'ho pagato 29. Esatto. Cioè, Io 20. 24 forse. Sto morendo. Marchisio. Marchisio. Lagga. Il contropiede si è spento nel nulla. Comunque non avevo ancora provato Ultimate Team, non avevo neanche idea di che cosa fosse. Cioè, avevo l'idea, nel senso che sapevo che era un campionato online, eccetera, eccetera. Però non pensavo fosse così elaborata come cosa. Ed è anche abbastanza intrigante e divertente. Cioè, io so già che spenderò tutti i miei crediti in figurine. Perché tanto l'ebbrezza di comprare figurine. Perché non ha tirato? L'ebbrezza di comprare figurine, cioè l'ho sempre avuta da quando ero piccolino. Tipo quando giocavo a Magic the Gathering andavo a comprarmi pacchetti di carte, cose del genere. Tu hai mai giocato a qualche gioco di carte collezionabili? Io ho giocato a Yu-Gi-Oh! Fino tipo in seconda media, terza media. Le Magic non mi sono mai piaciute, troppo complicate, sembrava tipo Sì, troppo no, serio come vabbè, gioco. come gioco è serio, però non è così tanto complicato. È difficile vincere perché alla fine si creano milioni di strategie, ma comunque anche Yu-Gi-Oh! È così. Anche Pokémon, se alla fine come gioco di carte so che è molto figo. Pokémon spacca Pokémon, cioè. I Pokémon... Chi è che non ha mai giocato a Pokémon? Esatto. Cioè io ci gioco ancora, sto cercando la ROM per Nero. Nero Il nuovo 2. Nero, sì. Dai però, non puoi sbagliare queste cose. Intanto tu come c'hai intenzione di fare la squadra sull'Ultimate Team? Di prendere... Allora, più o meno tutti i giocatori italiani. Cercare di prendere... Non italiani, però che vengono dal campionato italiano. Della Serie A quindi. Sì, poi vorrei la difesa a 3 e l'attacco anche a 3. Però con gli attaccanti abbastanza larghi. Quindi un po' a stile di gioco alla Barcellona, capito? Sì. Ecco. La difesa a 3, intanto mi devo già abituare perché mi stanno già facendo il culo. Guarda il piccione, guarda il piccione. Vediamo il piccione. Che figo. Il gabbiano. Sabuda, anzi. La gallina. Sabuda. Allora, vediamo un po'. Emanuelson, non vedo un cazzo perché c'è quella scritta sotto, vabbè. Vai, 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 chi è? La mela. Mela, e il cocco. Tanto domani c'è il derby. Tu ovviamente tifi Roma. Ovvio. Come dice Dredd, laziali cacciottari. Dai! Bravo. Tira! E invece io, come vedete, ho lo stemma del Cagliari. Oggi è sabato. Stiamo registrando di sabato. Tira! No. Stiamo registrando di sabato e sono le 17:05. Fra esattamente un'ora inizia la partita del Cagliari. Contro chi gioca? Assolutamente non me lo ricordo. A posto. Ecco, Farfan. Dai. Oh, No, vabbè, dai. Poi Farfan gioca a vanno destra tutti a prendere un tè perché stava a caldo. sinistra, vabbè. Mamma mia. È una delle prime volte che scusate. Che registro Morire, con non le... morire. Che registro con le nuove cuffie. Le Logitech. E praticamente non sento nulla di quello che dico. Sono completamente isolato dal mondo. Dai. Dai, perché è troppo là? Creed for fun. Ma sopra i miei giocatori cosa compare quando giochi contro di me? Sapuda. Ah, non Sapuda, Legion. No, Sapuda. No, 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 ti prego, non insegnare. Archisio. Grande. Ma che culo, cioè, ragazzi, Jovetic. lui ha un culo con i Tripletta. rimpalli che è qualcosa di assurdo. Ma come fai a fare il gabbiano? Tripletta e gabbiano, si fa con... Allora, L2 e l'analogico destro verso sinistra. Che schifezza. Meno male che non mi conta come sconfitta nel rank generale. Altrimenti... Cioè ragazzi, prima ho fatto una partita. Volevo fare una... Com'era? Un torneo single player per l'Ultimate contro il Tottenham. Ho perso 7-0. Mamma mia. Guarin. Guarin. Gol è fatto. Il Guaro. Ancora questo gabbiano. Sì, sì, sì. Risultano tutti uguali questi. Basta. È perché so fa solo quella, capito? Voglio rivederlo, se ne frega niente. Il gol. Boom. Bello, molto. Però mi sto distraendo, fammi concentrare. Beh, tu Attenzione. chiacchiera, io vinco. No, chiacchiera tu, vai, dici... Boh. Dici...
Raccontaci la fiaba di Creed e i 7 nani. Vi parlo un attimo della squadra, se volete, della squadra che ho ora. Sì, sì, vai. Che è una mezza Serie A con qualche giocatore della Lega spagnola e tedesca, con Farfan e Guardado. Grande portiero. Eccolo Farfan. Che in pratica ho voluto fare sta mezza Serie A, però siccome l'esterno destro più forte della Serie A è Maggio, del Napoli, ho deciso di prendere qualche altro giocatore esterno e ho preso Farfan, che corre come un pazzo. Io intanto sto zitto perché cerco di prenderti la palla. Sembra una partita di Ron contro Johnny Creek. Oh. Allora, vediamo un po'. Io, vediamo un po'. Volevo subito prendermi qualche difensore. Che difensore consigli a me e ai miei iscritti per come italiani? Come italiani ovviamente Chiellini, Tana anche Madonna, se costa un occhio della testa, costa, però è forte, veramente forte, è soprattutto veloce. Io ho preso Bonucci, com'è? Bonucci pure è forte. Poi eccolo qua, Bonucci! Appunto. Io invece inizialmente avevo cominciato con Castan, quello della Roma, e un altro che non mi ricordo chi era, Bonna mi sembra. Come portiere anche io vorrei prendere Andanovic, tu cos'hai? Andanovic e riserva De Santis. Che pure De Santis è forte, però meglio Andanovic. Porca merda, guarda. Farfan corre. Di nuovo 5-2, no. Scusate queste tossi ogni tanto. Marchisio? Marchisio. Intanto io ho anche comprato la Freedom Edition di Assassin's Creed. Dovresti aver visto l'unboxing. Fighissimo. Cioè. Il gioco è spettacolo. Ma perché non segno mai? Non segno mai. Cioè io gli dico di fare il tiro a giro con R2 come cazzo è e non lo fanno. Perché? Perché è R1 il tasto. Come R1? R1 lo uso per correre. Allora non lo so, io faccio con R1 il tiro a giro e con quello sotto la corsa. Guarina, hai rotto i coglioni però. È come il primo, che è spettacolare, sembrava una cosa così. Quanto l'hai pagata la Freedom Edition di Assassin's Creed? Allora, ti racconto il casino. Praticamente io avevo ordinato la Freedom Edition di Assassin's per PC. Cioè, non segno mai, puttana santa. Dammi la palla! Vediamo un po'. Aspetta, ecco qua, niente. Dicevo, l'avevo ordinata per PC che costa 80. E assieme a Black Ops 2 che costa 50 per PC. Un saluto a John KPB che entra. Comunque. Allora poi l'altro giorno ho detto, vabbè. Però mi sa che, siccome voglio la Freedom Edition, sto impazzendo, voglio giocare ad Assassin's Creed, allora la prendo per la PlayStation, dato che ne sono arrivate 24 al GameStop. Allora ho cambiato l'ordine, ho tolto l'ordine di Black Ops 2. Ho cambiato, no, vai, che non è fuori gioco. Porca miseria, era fuori gioco invece. Vabbè, comunque ho cambiato l'ordine, ho tolto la Freedom Edition per PC e Black Ops 2 per PC e ho spostato in Freedom Edition per PS3. Quindi teoricamente costa 100 euro. Però l'ho pagata a 70 perché avevo versato anche dei giochi anni luce fa. Quindi l'ho pagata a 70 sostanzialmente. Black Ops lo prenderò molto meno per PC. Forse gratis addirittura. Io invece voglio aspettare che esce per PC Assassin's Creed. Tanto stessa cosa che volevo fare io, però non ho resistito. Ho sentito. Allora, ho detto, sono usciti i gameplay di Johnny Creek di Assassin's. Perché non corre quello sulla fascia? Vai, vai. Ho detto, sono usciti i gameplay di Johnny. No! Che? Sono usciti i gameplay di Johnny Creek di Assassin's. Li voglio vedere. Se non gioco, però non li posso vedere. Ho detto, siccome sto impazzendo perché voglio giocarci, che è il mio gioco preferito, allora devo assolutamente comprarlo. Sono andato quando era l'altro ieri. Sono uscito di testa giovedì, ho detto dai andiamo. Tu invece preferisci Xbox o PC in generale? Adesso come adesso PC. Anche se non so perché i giochi escono sempre dopo per PC, non si sa perché. Non lo so neanche io e mi fa girare il cazzo come cosa. Meno male che almeno per le FPS non è così. Meno male. Tu Black Ops lo prendi per?
per... non so Xbox. manco se lo prendo, comunque se lo prendo col PC. Ah, vedi, fai bene. Anche perché non so se il PC mio lo regge, quindi... Ma io sono del parere che gli FPS devono essere giocati con mouse e tastiera. Cioè, sono nati così e devono continuare così. Secondo me è una bestemmia giocare gli FPS con la console. Anche se... No! Anche se ho appena comprato MV3 per PlayStation comunque, cioè... Però era per giocare coi fan, con gli amici, eccetera, eccetera. Dai il 4-3. Dai il 4-3. Op! Ma va a cagare. Tanto è quasi finita la partita, anzi. Beh, volevo fare almeno il 4-3. È finita la partita. Attenzione, tutti gli spogliatoi. Vabbè. Minchia, Jovetic mi fai sempre 4 gol. Ma ne fa 3 a partita Jovetic. Cosa? Ne fa 3 a partita Jovetic. Mamma mia. Vabbè ragazzi, quindi qua salutiamo perché è finita la partita con i miei giocatori sconcertati. Lascio a lui l'ultimo saluto. Io vi saluto adesso, bella. Salve a tutti ragazzi, è stato un piacere, qui da Creed è tutto, ciao.